indietro! Chi sei? Un legionario che ha combattuto per la grandezza dell'impero. E che vuoi? A nome di tutti i veterani, miei compagni d'arme, ti chiedo di vendicare coloro che sono morti combattendo in Siria, vittime del tradimento della regina Zenobia. La regina Zenobia, salita al trono di Siria dopo l'uccisione del consorte re Odenate, nostro fedelissimo alleato, cominciò a dar segni di intolleranza alle autorità di Roma. Con l'aiuto degli Assiri, essa infranse i sacri vincoli che la tenevano legata all'impero. Le nostre guarnigioni, colte di sorpresa, sono state annientate e le loro insegne trascinate nella polvere del deserto. La folle ambizione di questa donna deve essere soffocata. Sarebbe forse meglio affidare le sorti di quella lontana provincia alle trattative piuttosto che alle armi. Trattare non gioverebbe a nulla. La verità è che Zenobia si è ribellata non appena si è accorta che non avremmo mai distolto le nostre forze dai confini del nord. Sai bene che sia in Gallia che in Germania la rivolta serpeggia. Basterebbe richiamare anche una sola legione per provocare forse una catastrofe. Parliamo delle catastrofi che può provocare la superbia di una folle regina. A quella superbia noi abbiamo contrapposto il valore di uno dei nostri migliori generali, Marco Valerio. Marco Valerio è un uomo, non un dio. Per quanto valoroso, le sue coorti sono insufficienti ad arginare le orde asiatiche. Marco Valerio, comandante delle truppe romane. Eccolo ai tuoi piedi, vivo, come desideravi, o regina. In ginocchio. Inginocchiati, cane di un romano, davanti alla nostra regina. Un romano non si inginocchia. Non davanti a una regina che ha tradito. Il trattato con Roma era un capestro per il mio popolo. Colui che rifiuta di piegarsi al volere di Roma è un traditore, vero? E colui che non si inginocchia ai piedi di Zenobia, cos'è? Un nemico. Al nemico vinto si dà la morte. Uccidimi. No, è troppo facile per un romano morire. La schiavitù è un'offesa maggiore al suo orgoglio. Tu hai avuto modo di sviluppare i tuoi muscoli nelle palestre di Roma. Ti manderò in un luogo dove potrai mantenerli in esercizio. Forza, lavorate, carogne! Camminate! Forza! Muovetevi! Via! Su, forza! Stai attento! Se ne ammazzi uno, tu prendi il suo posto.
Tu lavora o ti rompo le ossa. Cammina! Indietro! Tirate indietro la macchina, presto! Tu, vieni qui, aiutami a alzarlo. Al lavoro vogliamo. Via, via. Che succede? Si è stritolato il braccio. Se non lo curo muore dissanguato. Non perdete tempo. Tanto per il lavoro non serve più. Meglio finirlo. Fate un solo gesto e lo uccido. E tu, continua. Portatelo fuori. Anche con un solo braccio. A qualcosa servirà sempre. Grazie. Era uno dei miei soldati. Sul campo non avresti avuto nemmeno il coraggio di alzare gli occhi su di lui. Adesso puoi anche sfogare la tua ira su di me. Prendetelo! Via! Potrei ammazzarti come un cane, ma non ci sperare. Sarebbe troppo poco per ciò che hai osato fare. Legatelo alla croce, al sole. Creperai di sete, ti si seccheranno le carni, ti si asciugherà il sangue nelle vene, mentre aspetterai la morte. Ma sarà lunga a venire, vedrai. Portatelo via! Andate. Ehi, tu! Ordinate agli uomini che nessuno entri nelle taverne, né avvicini donne. Ne va della nostra vita. Una sola parola e siamo perduti.
caschi la lingua se quella non è la nostra alleata. Infatti è proprio lei. Ucciderla in questo momento sarebbe un gioco. Un gioco che ti costerebbe la vita. Un passo verso di lei e saresti spacciato. Chi ci informerà di quanto è necessario sapere? Qualcuno che devo incontrare stanotte. Indietro! Indietro! Andate via! 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 È il console romano quello, vero? Sì, regina. Che ha fatto per essere punito così? Ha tentato di sopraffare le guardie e di suscitare una rivolta. Slegatelo e portatelo qui. Perdona, regina, ma quell'uomo non merita la tua compassione. Se io fossi in te, non sarei clemente con lui. Non ho chiesto il tuo consiglio, Semanzio. E poi aspetta, prima di credermi così facile, alla pietà. Sbrigatevi! Ecco il simbolo dell'impero di Roma. Sta ancora in piedi, ma basterebbe un soffio per abbatterlo. Mi hanno detto che hai osato ribellarti ai miei uomini. Non mi sorprende che queste torture disumane vengano inflitte dietro tuo ordine. A Roma è nota la tua crudeltà. Ricorda che parli alla regina di Palmira. Una ribelle che ha tradito l'impero. Sei troppo insolente. Sì, è possibile. Ma aspetta il suo ordine per uccidermi. No. È inutile che tu cerchi di provocarmi. Non ti concederò la grazia della morte. Devi vivere, console Valerio. Questa è la tua condanna. Vivrai per assistere alla fine di Roma. Tu vivrai per vedere il suo orgoglio distrutto, il suo superbo impero abbattuto, frantumato. Grazie infinite, o regina. Stai augurandomi una lunga vita, ma credo che la mia vita non basterà, e nemmeno la tua. Tu sbagli, console. Le aquile di Roma hanno finito il loro volo. Allora nel tuo cielo non resteranno che gli avvoltoi. È un ben triste cambio, Zenobia. Ci vogliono molti cadaveri per saziarli. Legatelo di nuovo alla croce. Bezzabea. Giuliano. Oh, caro, sei tornato, non lo speravo più. Gli dei mi hanno protetto. Caro.
tu hai commesso una pazzia. La regina ha promesso un premio per ogni soldato romano scoperto in città. Non ho saputo resistere, dovevo rivederti. Darei la vita per saperti al sicuro. Non temere. So difendermi bene. Ma dimmi, hai notizie del console Valerio? Che gli hanno fatto? Lo hanno ucciso? Peggio, è schiavo alle macine. Devo cercare di salvarlo. Ho uomini decisi con me. Ma come farete ad arrivare a lui? Se vi prendono non avranno pietà. C'è qualcuno fidato a guardia degli schiavi? Forse sì. Un certo Lator è un uomo dai muscoli poderosi. Si finge crudele, ma non lo è. Possiamo fidarci. Crede in un Dio sconosciuto. Mi è fedele. Ti aiuterà. Come farà a riconoscermi? Tieni. Lo darai a lui e gli dirai, per l'amore di Dio. È una frase che dice sempre. Perché sei triste? Quando avrete liberato il console Valerio, non saprò più nulla di te. Tornerò a Bezzabea. Insieme alle legioni di Roma. E Zenobia pagherà il suo tradimento. Tutti pagheranno. Anche gli assassini di tuo fratello. Povero Odenate. Tu non credi che siano stati i romani a ucciderlo, vero? No, ne sono certa. Perché lo avrebbero fatto? Odenate era fedelissimo a Roma. No, i suoi assassini sono alla corte di Palmira. Bezzabea. È l'alba. Devo andare. Sì, è meglio. Guai se ti vedessero. Ma tornerò presto. E allora tu non sarai più la sacra Vestale, ma solo Bezzabea, sposa di Giuliano. Ehi, tu! È dormendo che sorvegli queste canaglie? È già il tuo turno. Sicuro, ma non farò come te. Terrò gli occhi bene aperti io. Il fuoco! Il fuoco! Il fuoco! Presto! Muovetevi! Via! Muovetevi, presto! Avanti voi, muovetevi! Di qua.
Finalmente. Salve, amici. Andiamo, presto! Grazie, Lato. Flavio! Va lassù e fa buona guardia. Mi occuperò io di questo lavoraccio. Tu almeno non mi hai dimenticato. Ah, io non conto. È Roma che non dimentica i suoi figli migliori. Un figlio sconfitto. A Roma il Senato, l'imperatore, tutti sanno che sei stato sopraffatto da un nemico 10 volte superiore. Sanno anche che è stata una sconfitta onorevole. L'amicizia ti fa dimenticare la realtà. A Roma è la degradazione che mi attende. Non temere, Marco Valerio. Roma ha bisogno di te. Giuliano, ho un'idea. Sentiamo. Un'idea formidabile. Che idea? Io ritornerò a Palmira. La schiavitù ti ha dato la testa, forse? No, no, ascoltami, Giuliano. Devo assolutamente tornare a Palmira. Ma perché? A quale scopo? La nostra rivincita. Ma come raggiungerla? Ho un piano che potrà rovesciare la situazione in nostro favore. Sta a sentire. Ciò che è accaduto stanotte è imperdonabile. Non posso più fidarmi di nessuno. Dove non c'è il tradimento, c'è una penosa leggerezza. È incredibile, vi sono guardie dappertutto, eppure uno schiavo incatenato riesce a fuggire. Se lo avessimo ucciso, come avevo consigliato. Ti ho già detto che per un romano la morte non è un castigo. Libero, Marco Valerio, è un nemico troppo pericoloso e non possiamo rassegnarci alla sua fuga. Sta tranquilla. La libertà di Marco Valerio sarà di breve durata. E ricordati, lo voglio vivo. Non dare troppa importanza a ciò che essa dice. Quel cane di un romano, come ha potuto? Non ci pensare più. I tuoi uomini lo riprenderanno. Un messo del re Sapor è arrivato dalla Persia. Dov'è? Nelle mie stanze. Non temere, non ho intenzione di ucciderti. Tu? Tieni, è la sola arma che possiedo. Come sei entrato qui? Non importa come sono entrato, ti chiedo soltanto di ascoltarmi. Pagherai cara la tua audacia. Sarò buon giocatore, prima però voglio che tu mi ascolti. Insomma, che vuoi? Voglio essere tuo alleato. Tu? Sì. Chi mi ha aiutato a fuggire mi avrebbe trascinato a Roma, dove sarei condannato. Roma non perdona chi è sconfitto. È divertente tutto questo. Fra una morte infamante e la tentazione di cercare di rifarmi una vita, la scelta non è difficile. Sono pronto a porre la mia spada al tuo servizio. La spada di un traditore. Ho versato il mio sangue per Roma su 1000 campi di battaglia. Se ci torno, riceverò l'insulto più atroce che si possa gettare in faccia a un soldato. Pensi che sia tanto sciocca da credere a quello che dici? Eppure io posso aiutarti a realizzare il tuo sogno di grandezza. Ma io non ti credo. Per me sei un nemico pericoloso. Ascoltami ancora, Zenobia. È di inestimabile valore. Un dono degno di così potente sovrano. Dì al tuo magnifico signore che lo ringrazio e confermo quanto fu tra noi convenuto. Re Sapor in persona sarà alla testa del suo esercito. E la vittoria non gli sfuggirà. Non attende che un tuo cenno per attaccare Palmira. No, bisogna essere cauti. Cosa farà Roma dopo la sconfitta? Se inviasse le sue legioni impegnate in Gallia, l'esercito persiano potrebbe essere sopraffatto. Va.
e rassicura il re Sapor. Anch'io, come lui, ho deciso di fare della Persia il più forte regno d'Oriente. Diventerai l'uomo più potente della corte di re Sapor. È quello che io voglio. Prometti che mi terrai sempre con te. Come puoi dubitarne, Erika? Ammesso che quanto mi dici sia vero, di quale utilità potresti essermi? Conosco bene l'arte militare moderna e credimi è estremamente importante. Il mio popolo non ne ha bisogno, il suo entusiasmo è sufficiente. L'entusiasmo. Fuoco di paglia che si spegne facilmente. Sono in grado di trasformare le tue orde armate in legioni che con i miei consigli e la mia esperienza potranno marciare alla conquista del mondo. Non sono che parole! Roma lancerà contro di te forze ben più potenti e i tuoi soldati già provati nell'ultima battaglia non potranno tener loro testa. Essi hanno bisogno di essere sottoposti a una disciplina di ferro, addestrati a manovre di combattimento più efficaci. Roma è implacabile e la sconfitta che ha subito raddoppierà la sua sete di vendetta. Annegherà il tuo sogno di grandezza in un lago di sangue. Come posso crederti? Quali prove di lealtà puoi darmi? Delle prove? Quante ne vorrai? Eccone una. Nell'oasi di Yatabu. Ci capisci qualcosa tu? No, e ti confesso che ho rinunciato a capire. Saremo assaliti e dovremo arrenderci senza combattere. Ma quando poi sarà, non lo sa nessuno. Sono 2 giorni che stiamo ad arrostire qui. Allora siamo intesi. Gettate le armi e arrendetevi, tutti! Chi sei? Un soldato romano stanco di combattere. Chi c'è là nell'oasi? 15 uomini, i pochi superstiti del mio manipolo. Armati? No, E come sapevi che saremmo arrivati noi? vi ho visti venire da quell'altura. Sappiamo che la regina ha mandato pattuglie nel deserto per rastrellare i resti delle legioni romane. Per 2 volte siamo riusciti a evitarvi. Ma ora ne abbiamo abbastanza, siamo spossati. Non possiamo più resistere senza cibo né acqua. Ci arrendiamo. Se mi inganni sarai il primo a pagare. 2 di voi, avanti! Itos dovrebbe essere di ritorno. Se hai mentito, le sacre tigri del Tempio avranno un buon pasto. Le tigri sacre aspetteranno invano. Ciò ti dispiace, forse? Eccolo. E allora? Regina, Che nuove ci porti? li abbiamo catturati. Ho dato ordine ai miei uomini di condurli alle prigioni. Ci arriveranno in meno di un'ora. Mi sono spinto avanti per darti l'annuncio. Erano proprio loro? Sì, Regina. Avete avuto perdite? Nessuna. È stato semplicissimo. Si sono arresi senza opporre resistenza. Spero che la prova che ti ho dato sia sufficiente a convincerti della mia lealtà. Io credo che la regina esigerà da te una prova più convincente. Quale? Uccidere i prigionieri.
Ho sempre avuto l'illusione di potermi considerare un soldato. Ma se la regina vuol fare di me un sicario, sono pronto a eseguire i suoi ordini. Voglio che sia tu a ordinarmelo, Zenobia. Il mio ministro decide la sorte dei prigionieri. Hai sentito? Sta a me decidere. Ecco. Con questo farai un buon lavoro. Andate, non ho bisogno di voi. Zitto tu! Ecco, forse sono loro. Che è accaduto, Sebastian? Dei ribelli ci hanno attaccato, ci hanno sopraffatto e sono fuggiti. Cosa stai dicendo? Parla chiaramente. Ma parla dunque! Eravamo a 1 miglio da Palmira. Stavamo attraversando la macchia dei Tamerici quando siamo stati assaliti da un gruppo di uomini in agguato. Non abbiamo avuto il tempo di organizzare la difesa. Quasi tutti sono caduti. Gli assalitori hanno liberato i prigionieri e sono fuggiti con loro. Chi erano? Uomini del deserto. Noi abbiamo cercato... Non voglio giustificazioni. Voglio sapere chi li comandava. Lator, il capo guardiano degli schiavi. Occupati di questo vigliacco. No! 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 Sai cosa prova questo? Prova che ci sono dei traditori fra voi. Lo sospettavo, ma adesso ne ho la conferma. Vieni, riprendi il tuo pugnale, non dolerti se non è servito. Io di armi me ne intendo. È un pugnale persiano. Con una simile impugnatura non si sbaglia. Sì, è persiano. E con questo? Oh, niente, niente. Mio padre era persiano. Cosa vuoi insinuare? Insinuare? Che dici mai? Se in avvenire dovremo collaborare alle glorie del regno di Palmira, sarà necessario che ci conosciamo a fondo. Parli il gran sacerdote! Sia punita la Vergine! Sia fatta giustizia! Giustizia! Non credi, Romano, che Bezzabea possa aver aiutato i prigionieri a fuggire? E tu che ne pensi? Che quell'Ator abbia agito dietro suo ordine. Certo, lei è molto devoto. Può darsi. Cosa te lo fa credere? Una strana coincidenza. La fiamma spenta e la scomparsa di Bezzabea da Palmira la notte stessa della fuga dei prigionieri. Semanzio è veramente perspicace. La fiamma che ardeva perenne nel tempio, affidata alla Vergine Bezzabea,
custodiva lo spirito d'amore col quale la dea vigilava sul nostro destino. La Vergine è fuggita, ma il fuoco arderà di nuovo in onore di Semeia immortale. Un grande sacrificio è necessario. Il sangue della Vergine sacrilega bagnerà l'ara spenta. Nulla di sospetto? Nulla. Dov'è Simone? È andato a pascolare il suo gregge, anche lui fa buona guardia. È un bravo uomo, non ce n'è molti di questi tempi. Segue il verbo del maestro, stendere la mano agli infelici. Come sta Bezzabea? Bene, ha solo bisogno del tuo conforto. Bezzabea. Giuliano! Solo quando mi sei vicino mi sento tranquilla. Cosa sarà di noi, Giuliano? Tutto c'è contro. Ora siamo insieme. Pensiamo solo ad essere felici. Ma dietro la felicità potrebbe esserci la morte. Non è la morte che dobbiamo sentire intorno a noi, ma la speranza. Il tuo cuore è puro, Bezzabea. Gli dei ti proteggeranno. Bevi, Giuliano. Oh, grazie, Sara. La sabbia del deserto asciuga la gola. È buona. Dammene ancora. Ma che aiuto ti aspetti dal tuo Dio? Se ha lasciato che il suo profeta morisse sulla croce. Il dolore della tua Bezzabea non te la rende forse più cara? La sua sofferenza per te, il rischio che corre, non ti dimostrano di più il suo amore. E così il sacrificio di Gesù ci fa sentire di più il peso della sua parola di carità. Giuliano, ho avvistato nella valle una formazione di soldati romani che marciano verso ponente. Finalmente! Giuliano, la fortuna sia con te. Sei tu la mia fortuna. Veglia su di lei, Lator. Chi siete? Soldati romani, dobbiamo parlare al console Marcello. Passate! Forza! Forza! Su! Così, così! Sbaglio o tu sei il decurione Giuliano? Sono stato più volte al tuo fianco, console Marcello. La situazione? C'è ottimismo a Palmira. Anche alla Reggia? Zenobia è convinta che Roma ormai sia in preda alla paura e agisce di conseguenza. Sbaglia soltanto sulla paura. Se usasse la parola preoccupazione sarebbe nel giusto. Tra pochi giorni potrò disporre di 2 legioni. Come? È tutto ciò che Roma ha potuto darmi in questo momento. Un terzo degli uomini che può opporci Zenobia. Ma Zenobia non dispone di armi come le nostre. Le catapulte? Già, e non è questa la sola sorpresa che riservo a Zenobia. Comunque Roma affida molto su Marco Valerio. Ho assolutamente bisogno di vederlo al più presto. Mi metterò in contatto con lui.
signore, la regina ti attende. Bene, vado. Queste grida mi infastidiscono. Il console Marco Valerio è qui fuori. Chiama Semanzio, subito. Sembri molto più a tuo agio con queste vesti. Forse perché sono del genere di quelle che ho sempre portato. Gli stracci da schiavo rappresentano un'eccezione. Forse. Ti sarò più utile così che carico di catene. Ti auguro che la schiavitù non abbia spento la tua esperienza guerriera. È un augurio per la mia salvezza? No, è una promessa. Anche nel mio esercito ci sono gradi degni di un ex console romano. Accanto a te saprò meritarli. Hai chiesto di me? Sono qui per darti notizie. Vieni avanti. Cosa sono questi clamori sotto il mio palazzo? Parla. La fuga di Bezzabea, la sacra fiamma spenta e il magro raccolto hanno lasciato temere la carestia e il popolo ha assaltato i carri delle provviste. Credevo di avere riserve sufficienti. Ma sono necessarie alla guerra, in vista di un forte contrattacco di Roma. E tu non hai voluto ancora stabilire dei nuovi rapporti con la Persia. I rapporti politici ed economici con la Persia sono onerosi quanto quelli di Roma. Sto combattendo una difficile partita. Roma mi pesava come amica e mi pesa ancor più come nemica. Conto su di te, Valerio. Sono ai tuoi ordini. Lator, prima di tradire, narrava segretamente di un certo Gesù ebreo che moltiplicava il pane e i pesci. Chissà se tu, romano, hai la possibilità di fare altrettanto. Il pane e i pesci? No, non credo. Ma in quanto a moltiplicare i soldati ci riuscirò. È ciò che basta. A quanto vedo la mia gente vuole l'indipendenza, ma non vuole saperne di rinunzie. Il raccolto è stato povero e io devo pensare alla guerra. Prometterò una ricompensa per l'arresto della Vergine del Tempio. Il suo sacrificio servirà a placare il popolo. Da queste vivande giudicherai la raffinatezza della mia corte. Sei generosa con i tuoi ospiti, regina. I miei cuochi sono davvero insuperabili. Creano le più deliziose vivande. Non c'è nulla che non sappiano fare. Tu credi, regina, che sarebbero capaci di fare un siriano da un romano?
Vorrei che tu non fossi romano. E io vorrei poter toccare la luna allungando un braccio. Sei il solo uomo accanto a me che abbia il gusto della vita. Forse perché ho visto la morte da vicino molto spesso. Io amo tanto la vita. Ne hai il diritto. Tu sei giovane, bella, potente. E sola. Un gesto e tutti gli uomini ti si gettano ai piedi. Naturalmente. Ma il poter scegliere non è niente in confronto all'essere scelta. Vorrei non essere mai stato tuo nemico. Quel romano è un serpe velenoso. Sta tranquilla, Erika, lo schiaccerò. Che aspetti allora? Che conquisti il cuore della regina oltre al potere? Non lo vedi? Ha perso la testa per lui. Si levi pure questo capriccio. Un giorno intorno all'alcova, restandosi col suo bel Valerio, troverai soldati persiani. Precedimi. Prendi la strada che corre al fiume fino alle rocce. La situazione è questa. La regina ha organizzato un esercito per fronteggiare i romani. Ci sarà una battaglia decisiva nel deserto e i palmirensi riporteranno la vittoria, ma saranno così stremati che non potranno sopportare un ulteriore attacco. Questo è il momento di attaccare Palmira da parte dell'esercito di Re Sapor. Per voi, generali, non sarà una cosa difficile. E se i romani non dovessero essere sconfitti, ci troveremo di fronte a due eserciti. Non è possibile. Ho studiato un piano per cui saranno attaccati da tutte le parti. Non avranno scampo. Ho capito. Nell'intera zona, tutti i pozzi sono stati interrati. Per non morire di sete nel deserto, le legioni romane saranno obbligate a marciare a tappe forzate verso il fiume. Arriveranno esauste
e troveranno le nostre truppe ad attenderle. Avrai una vittoria che rimarrà memorabile nella storia di Palmira. Qual è il tuo parere su questo piano, Marco Valerio? Marco Valerio non è più un nemico, Semanzio. Allora? Un piano molto abile, ma ha un solo difetto, è troppo semplice. Hai previsto tutto, Semanzio, tutto. Perfino l'ingenuità dei tuoi avversari. Ah, non avevo tenuto conto del genio dei condottieri romani. Comunque non è la prima volta che si fanno battere da noi. Semanzio. No, Zenobia, ha ragione. Sono stato sconfitto, è vero, ma non avevo che 6 coorti. Qui è diverso, volete dar battaglia in pianura, con il fiume alle spalle, senza possibilità di manovrare. Per quanto esausti, i romani si troveranno in vantaggio. Hai ragione. Il tuo piano presenta troppi rischi, Semanzio. Infatti, ma solo in apparenza, regina. È proprio su questo che conto. Il console romano giudicherà come Marco Valerio e attaccherà con l'assoluta certezza di vincere. Le forze che avrà di fronte sono solo una parte del nostro esercito. Il grosso sarà nascosto qui, dietro le gole di Giaffa. E quando i romani saranno impegnati a fondo, noi usciremo con la cavalleria e li coglieremo alle spalle. Sarà un'ecatombe. E questa volta non risparmieremo nessuno. Lo trovi ancora molto ingenuo il mio piano, console Valerio? Vedo che tu hai imparato molto combattendo contro Roma. Solo un miracolo può togliere la vittoria alle tue armi, Zenobia. Le nostre armi, devi dire, perché ti affido il comando della Guardia Reale. Combatteremo fianco a fianco. Che volete? Finalmente ti abbiamo trovata. Lator! No! No! Lasciatemi! No! Aiuto! No! Lasciatemi! Lasciatemi! No! Lasciatemi! A Roma il sole arde come qui? A Roma il tempo è dolce come un'eterna primavera. Ti piacerebbe tornarci? No, non a Roma, dove regnano la lussuria e l'intrigo, ma nella mia villa presso il Tuscolo. Là i pini sono accarezzati dal vento e si riflettono in un limpido lago. Anche il deserto ha il suo fascino. Alcune volte mi sembra che i giorni siano vuoti e senza senso. Mi sento viva solo nel mio amore per Palmira. So che Roma è forte e civile e se mi ribellai fu soltanto perché la mia terra languiva. Umiliata e soggetta. Lo puoi capire questo? Sì, Zenobia, lo posso capire. Il mio scopo è quello di donare benessere al mio popolo. Non solo a quelli che abitano nei villaggi e nelle città, ma a tutte le genti del deserto che da troppo tempo vivono nell'assoluto abbandono. Tu mi aiuterai a far sì che i miei sogni si avverino. Certo. Non mi lascerai sola, Valerio. Ancora a questo pensi?
Cosa guardi, Zenobia? Le dune diventano d'oro al tramonto. Qui il tempo è una parola che non ha senso. Rovine delle antiche città cadono in polvere, a poco. A chi appartengono queste tombe? Agli antichi re di Palmira. Anche loro amarono il sole e la vita. E poi le loro passioni si sono spente in una tomba. Se avessero pensato più spesso alla morte, avrebbero certo goduto di più la vita. Forse se avessero amato troppo la vita, non avrebbero lasciato vestigia di gloria. E ora Palmira non aspirerebbe ad un destino migliore. Tu stessa hai detto che tutto cadrà in polvere, la potenza dei regni come l'orgoglio dei re. È vero, Valerio. Io cadrò in polvere, lo so, ma i miei resti saranno sacri. Se il mio paese sarà grande, la solitudine di una regina non influisce sul destino del suo popolo. Che cos'è? È l'usignolo del deserto. Il suo canto annuncia sempre un prodigio. Un prodigio? Che prodigio? Un dono felice per chi l'ascolta. Guarda. Anche nel deserto ci sono dei bei fiori. Si dice che in queste corolle è lo spirito delle donne più amate. C'è qualche regina in mezzo a queste donne? Forse. In quella che è la più splendente. Oh! Ci proverò io. Un fiore per la regina? No, un fiore per la donna. Non temere, non era un attentato alla tua vita, ma alla mia. Una freccia romana. La conserverò in memoria di questo giorno. Andiamo via, non mi sento sicura qui. Salve, Lato. Salve, Marco Valerio. Console Valerio. Salve, Giuliano. Hai trovato un curioso espediente per farmi sapere che Marcello è arrivato. È là. Salute a te, amico. Salve, Marcello. Dirò a Roma di averti visto in abiti palmirensi e farò ridere tutti. Siamo già ai profumi orientali. Armi perfette nella guerra d'amore. E la regina Zenobia si è arresa? Non sono venuto qui per scherzare. Quali sono le forze di cui disponi? Anche se sono vestito così, resto sempre soltanto un soldato romano. Non ne ho mai dubitato, Valerio. E sono pronto a cedere a te il comando delle 2 legioni che il Senato mi ha affidato. Grazie, Marcello. 2 legioni. Palmira può disporre almeno del doppio. Lo so. Ma il valore e la disciplina dei nostri ristabiliranno l'equilibrio. Truppe scelte, soldati splendidi.
pronti ad affrontare i sacrifici più duri. Anche la sete, spero. Sì, sono stato costretto a ridurre le razioni d'acqua. Quei maledetti hanno interrato i pozzi, ma non ci fermeranno neppure con questo. Ormai raggiungeremo il fiume. E sulla riva troverai il nemico ad attenderti. Ah, la vista dell'acqua esalterà l'impeto dei nostri legionari. Pur di bere travolgeranno qualunque ostacolo. Su questo contano i generali di Palmira. E quando sarai impegnato sul fiume, il grosso dell'esercito ti attaccherà alle spalle sbucando dalle gole di Giaffa. È la chiave del loro piano. Sei completamente sicuro del loro piano? Sicurissimo, sono già accampati sulla riva del fiume. È quanto volevo sapere. Così cadranno in una trappola senza uscita. Dovrò la vittoria a questa preziosa informazione. Sono felice di averlo fatto per Roma. Questo placherà in parte la mia coscienza. La tua coscienza? Ma che dici? Non capisci che queste informazioni sono le confidenze che ho avuto dalla donna che amo? Sì, Marcello. Io amo Zenobia. Perché sono sopravvissuto alla mia sconfitta. Vedi, Valerio? Noi soldati siamo votati al dovere. Nulla ci appartiene, la nostra vita, l'onore, persino l'amore dobbiamo essere pronti a sacrificare alla patria. Ma forse Roma potrà avere la vittoria ed evitare uno spargimento di sangue. Che cosa vuoi dire? Marcello, io credo, sono certo di poter convincere Zenobia a rinunciare al suo assurdo sogno di potenza. È una donna impulsiva, orgogliosa, ma mi ascolterà. So che riuscirò a persuaderla a venire ad un accordo. Ci vorrà troppo tempo. Non molto, un po' forse. Ormai le nostre legioni sono a corto di acqua. Non posso più attendere. Domani darò battaglia. È giusto, Marcello. È il tuo dovere. Questa vittoria sarà tua, Valerio. L'hai pagata a un prezzo molto alto. Troppo alto. Addio, Marcello. A presto. Marco Valerio, ti vorrei parlare di Bezzabea, la Vergine del Tempio. Bezzabea, nessuno può vederla. È prigioniera nei sotterranei del Tempio. Valerio, ascolta. Noi ci amiamo. Devi strapparla dalle mani del gran sacerdote. Giuliano, farò di tutto per riuscirci. Per l'amore di Dio, console Valerio, salva Bezzabea dal sacrificio. Che cos'hai, Valerio? Niente. È forse il caldo soffocante di questa notte che mi rende nervoso e impaziente. Dimmi che hai. Sono preoccupato. L'imminenza della battaglia, il piano di Semanzio che non è sicuro come credevo. Che dici mai? No, non ti allarmare. Tutto andrà a meraviglia. Non sono che ombre che passano nella mia mente. Basta un tuo sorriso a dissiparle. Resta qui con me. L'alba è ancora lontana. Una regina non deve distogliere dai suoi doveri un generale alla vigilia di una battaglia. Ma la regina ti ama. Anch'io ti amo, lo sai. Sei così bella, Zenobia. Non è sereno il tuo sguardo. Mi scorgo qualcosa che... No, non sfuggire. Guardami. Che c'è nel tuo animo? Ombre, te l'ho già detto, ombre. Vado a fare un giro nel campo. Voglio assicurarmi che tutto sia in ordine. E tu riposa tranquilla. Senti, già si dà il cambio alle scolte.
È bene che io sia presente. Sarò a Palmira prima dell'alba e cercherò di convincere quei pochi del Consiglio dei Saggi che ancora esitano ad assecondarmi. Altrimenti ricorrerò ad altri mezzi. Tu sai, mio signore, che nessuno mi eguaglia nel dare la morte. Per questo devi rimanere qui. Quel cane del Romano. Appunto. Questo è il tuo compito. Non potevi affidarmene uno più gradito. Valerio è il solo ostacolo che possa minacciare i miei piani. Quando ci saremo sbarazzati di lui, qualunque sia l'esito della battaglia, sarà la Persia a trarne tutti i vantaggi. Re Sapor è potente e il suo esercito è pronto. A un mio cenno occuperà Palmira. Troverà la città completamente sguarnita e il suo trionfo sarà il mio. Ricordati allora del più fedele dei tuoi servi. Compi la missione che ti ho affidata e conoscerai la mia generosità. Sta pur certo che il Romano non vedrà il sole di domani. Va, ora. Una parola e sei morto. Lasciami, non so nulla. Avanti, cammina. Che significa? Ti porto uno dei tuoi fedeli sudditi. È bene che tu l'ascolti. Avanti, parla. Confessa alla tua regina cosa sta tramando Semanzio ai suoi danni. Pietà, io non so. Parla. Sì, confesserò, ma io ho soltanto obbedito. Dovevo obbedire. Va bene, questo l'abbiamo capito. Re Sapor è pronto a dare battaglia. Le sue armate sono già dislocate alle foci dell'Oronte e attaccheranno agli ordini di Semanzio, l'esercito vittorioso ma sfinito dal combattimento. Semanzio. Traditore. Aspetta, non è tutto. C'è ancora una cosa che devi sapere. Chi uccise Re Odenate? La freccia che lo colpì era romana, ma la mano omicida era la tua, e Semanzio ne aveva dato l'ordine. Pietà, io ho soltanto obbedito. Pietà, mia regina. Che aspetti a ucciderlo? Guardie, portate via questo miserabile. E che sia morto prima dell'alba. No! 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 Pietà! No! Ho sempre sospettato che Semanzio ti tradisse. Fai arrestare Semanzio. Più e più volte Re Sapor II di Persia ha inviato ambascerie per tentare di riannodare gli antichi rapporti di amicizia. Ma Zenobia li ha sempre respinti, sempre! Voi sapete che Re Sapor odia i romani quanto noi e ha un esercito formidabile. Solo lui e i suoi soldati, se giungeranno in tempo,
potranno salvare la nostra città. Ma questo è impossibile! Non possiamo permetterlo! Occorre decidere subito. Prima che il sole tramonti 2 volte, i romani potranno essere davanti alle nostre mura indifese. Io non posso credere che la regina voglia veramente tradire la sua patria e il suo popolo. Che interesse avrei io a ingannarvi? Ho sempre fedelmente servito la mia patria. Chi in coscienza ritiene che il mio consiglio sia onesto, alzi la mano. A coloro che sono di parere contrario, gli dei perdonino la loro cecità. Nobili amici, non dubitavo della vostra saggezza, ma prima di separarci per correre all'estrema salvezza di Palmira, voglio affidare al vostro illuminato giudizio un'altra grave questione. Parlo di Betsabea. La Vergine sacrilega. Colei il cui sacrilegio ha attirato su di noi l'ira della dea. Marco Valerio ha convinto Zenobia a risparmiarla. Ma finché Betsabea non espierà il suo delitto, fantasmi di sciagura, di lutto, di sconfitta vagheranno con il loro terribile presagio sul nostro paese. Semanzio ha ragione. Morte a Betsabea! Ma cos'è? Ebbene, Nasirk? Il console Marco Valerio ha abbandonato il campo. Raduna tutti i capi. Levate subito le tende. Fra poche ore sarà l'alba. Voglio sorprendere i romani nelle gole di Giaffa, prima che avanzino nel mio territorio. Va, presto.
Fuggiamo.
Vinta, regina! Fermi! Per chiunque altro sarebbe stato un colpo mortale. Solo per il suo fisico eccezionale ha potuto sopravvivere. Soffre molto. Beh, la febbre, ma ormai la crisi è superata. Riuscirà a partire con noi? Se è proprio necessario. Perdonami, Zenobia, sono costretto a recarti disturbo. Scusami. Perché ti scusi? Sei tu il padrone qui adesso. Io non sono che una prigioniera. Che diritto mi resta ormai? Quello del rispetto dovuto a ogni donna. Solo un motivo molto grave poteva spingermi a turbare il tuo isolamento. Ho ricevuto l'ordine di condurti a Roma. Partiremo domani all'alba. Dovrò anche subire l'umiliazione di figurare nel tuo trionfo. Certo è una legge dura, Zenobia, ma queste sono le condizioni di Roma. Posso dirti però che accetterò il trionfo solo se potrò dividerlo con chi ha il merito maggiore della vittoria, il console Marco Valerio. Il tuo popolo è caduto tanto in basso da onorare il tradimento? Mi addolora sentire proprio te chiamare tradimento ciò che ha fatto Marco Valerio. Fin dall'inizio. Egli cercò di persuadermi a trattare la pace con te e lo ha fatto perché ti amava. Quando poi smascherò il tradimento di Semanzio, abbandonò il campo non per tradirti, ma solo per salvarti. Fino all'ultimo cercò di risparmiare a te, regina, a te, donna, l'orrore di una sconfitta che sapeva comunque fatale. Fui io a rifiutare e ad imporgli la rinunzia alle sue generose speranze. Non abbiamo voluto noi questa guerra. Sotto la saggia guida di Re Odenate, Palmira ha conosciuto anni di pace e di ricchezza. Dopo la tragica scomparsa del nostro alleato, Palmira è caduta nel sangue e nella miseria. Ma Roma non tradisce le sue antiche alleanze. E affido a te, Bezzabea, di continuare la lungimirante politica del tuo saggio fratello. Vai ora fra la tua gente e guidala verso la prosperità nel segno di Roma. Io so che le sorti di Palmira sono strettamente legate a quelle di Roma, ma ti scongiuro, fa che il mio regno nasca sotto gli auspici della clemenza. Per gli dei che mi ascoltano io parlo dinanzi a te, Aureliano, e dinanzi al Senato di Roma, in favore di Zenobia. Cosa vuoi dire, Marco Valerio? Zenobia non si sarebbe ribellata a Roma se al suo fianco non avesse avuto un traditore. E a smascherare Semanzio, creatura del re di Persia, sono stato io, console romano. In nome dell'amore che io le porto e in compenso dei servigi che ho reso a Roma, chiedo la vita della regina Zenobia. Se questa regina sconfitta merita anche da voi una parola di difesa, che io la oda. La vita! La vita! La vita!
La vita!